Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova camminata. Oggi partiamo dal Passo San Boldo e ci dirigiamo verso il bivacco Col dei Gai, un po' pendente su dei punti. Vediamo quanto ci mette in difficoltà. Con me oggi c'è il buon Bobby. Partiamo ora con la camminata e ci vediamo dopo in pausa pranzo. La prima parte del percorso è tutta in cemento, per cui si può fare anche in scarpa ginnastica al momento, e sale abbastanza costante, circa il 20%, ed è sempre immersa in mezzo agli alberi, per cui sole qua non ne passa, e adesso che si avvicina l'inverno è anche abbastanza freddo. Arrivati al Monte Cimone praticamente non c'è nulla, ed ora in 15 minuti arriveremo al bivacco. Ecco lì, si intravede il bivacco. Eccolo il bivacchino. Tavolino, il libro, dopo scrivere un suo libro, nostra firma, un po' di tavoli, la stufetta, il caminetto, e ci sono anche le griglie e anche il panorama sulla Val Belluna. Non è male, di legna ce n'è tanta, però bisogna essere anche bravi a non consumarla tutta a caso, diciamo. Buongiorno! Buongiorno anche a lei! Abbiamo acceso il fuoco. Abbiamo aperto la birretta, abbiamo tutto il cibo, poi una bella giornata, e poi ce la passeremo bene questo mezzogiorno, questo pranzo. L'unico problema è che dove si mette la legna c'è un buco praticamente, per cui non fa tanto da filtro, però dai, in qualche modo. Ed eccolo qui il primo pasto, hot dog in bivacco. Ed ecco qui l'opera compiuta, un bacon burger che il McDonald's può sognarsi. Si chiude, specchia! Porta 1, porta 2! E anche il bivacco ha il suo orario di chiusura, si chiude dopo aver pulito, che è importante pulirlo, dato che lo si utilizza in modo gratuito. Molto bello questo bivacco, abbiamo trovato griglie, una griglia sistemata bene e molta legna, e adesso ci avviamo verso casa. Ce lo lasciamo alle spalle il bivacco. Bene, siamo quasi arrivati alla macchina, mancano pochi minuti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi trovate in provincia di Treviso può essere un'ottima soluzione per trovare anche un luogo caldo, soprattutto qua d'inverno. Vi invito a iscrivervi al canale e mettere mi piace, e ci vediamo al prossimo video.